Eccolo qua, questo è l'impasto che volevate voi, con tante bollicine e almeno 24 ore di lievitazione. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Se belle, 700 ml di acqua fredda in planetaria, 5 grammi di lievito di birra fresco, 15 grammi di zucchero e andiamo a impastare. Piano piano, Piano piano, a un cucchiaio alla volta, uniamo 1 chilo di farina 00. Piano piano, una poca volta. Man mano che assorbe la farina, voi aumentate la velocità da 1 a 2. Ecco qua, vedete, guardate, resta attaccata al gancio dell'impastatrice. Adesso prendete 25 grammi di sale e altri 100 ml di acqua, lo mescolate bene. Qua adesso chiudete un'altra volta l'impastatrice e unite il sale per ultimo, perché il sale va messo per ultimo, altrimenti si blocca la lievitazione. Ecco qua, adesso accendete sempre a 1 e unite acqua e sale. Ecco qua, unito tutto. Adesso manca l'olio, 25 grammi di olio. Ecco qua, io metto a voi che sapete, no? Adesso continuiamo a impastare per almeno 15 minuti a velocità 1. Tutte le fasi di lavorazione sono finite e io sono pronta per togliere l'impasto dall'impastatrice. Non vi faccio vedere. Mettete un po' di olio, inzepatevi una manella e iniziate a pulire il gancio. Ecco qua, guardate qua. Prendete un bel contenitore di plastica, metteteci un poco d'olio dentro, sempre con le mani un po' inzepatelle, ci andiamo a prendere l'impasto dalla planetaria. Ecco qua, e lo versiamo qua dentro. Ecco qua, vedete? Adesso sempre con la mano un po' inzepatella di olio, lo accarezzate un po'. Ecco qua. Facete una bella lisciata, perché questo vuole essere coccolato. Ci fate una bella carezza e lo chiudiamo. Adesso lo chiudiamo con il coperchio. Lasciamo a temperatura ambiente per un paio di ore. Poi vi dico che le vanno a fare. Ci vediamo dopo. Ecco qua, sono passate 2 ore a temperatura ambiente. Guardate. Adesso lo chiudiamo e lo mettiamo in frigo per 24 ore. Domani con questo impasto possiamo fare anche le pizzette, quelle là scrocchiarelle, oppure una pizza in teglia, una pizza classica. A domani per la seconda parte. Grazie belle, eccolo qua, dopo 24 ore di lievitazione. Guardate qua. Ecco qua ragazzi, siamo pronti per fare, io faccio le pizzette piccoline, le scrocchiarelle. Prendete un po' d'acqua, bagnate la mano e iniziate a togliere l'impasto. Lo mettete su un piano da lavoro. Guardate qua. Adesso prendete 2 placche, queste qua da forno, e tanto olio, vedete? Tanto olio sotto.
Con le mani bagnate iniziate a formare delle palline piccole così. Le mettete nella placca. Ecco qua, siamo pronti. Adesso un po' d'olio e facciamo un po' di pressione così e li allarghiamo un po'. Adesso le condiamo col pomodoro, mi raccomando stendetelo dappertutto. Pecorino, ancora pecorino, poi potete farla a vostro gusto. Un po' di origano e di là invece ci metto la mozzarella. Ecco qua ragazzi, 1 e 2. Usate il forno di casa a 200 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti. Ogni tanto andrà da noi. Sì, allora margherita e marinara, scrocchiarella. Ne tu, una bella marinara, ne attiva di te. Da cavolo. Sì, buon appetito. Ando, o mezzi. Ha paura. Bello, bello. Più, con molto fame, andiamo a una pizza di viaggio. Io ti apro la